La mia gioventù è stata in tasso sempre, sino agli anni 30 anni. Ero orfanetta di papà e di mamma, allora a me mia nonna mi ha aiutato. La vita era dura, ma era dura, ma ci sbrogliai. Eravamo sempre i nostri nonni mi ci aiutavano, ci a fare, e giocavamo insieme, c'era mica morte di roupa. Me ne vengo, ci spartimmo il pane a 4 ore. Sapete, a mia amica, e ha detto che sempre un romaglio rosso, e io ho sempre un romaglio di pecora. E beh, tu pigli il tuo e ci spartimmo, ci cambiammo. Questo era bello. E dopo andavamo sempre a cercare i giochi. Dopo non ci vogliamo usare, ci andavamo a cercare i giochi, da mangiare i porchi. Era una vita, avevamo sempre qualcosa a fare. E poi era a scuola, il maestro era cattivo, ci minava, sapete, ci avvalava. E dopo ho detto a me, io non vado più a scuola, avevo 15 anni. Come non più andare a scuola? No, se mica andare a scuola a pigliare colpa io. Allora vado a dare mangiare a che come ero contenta. No, perché innanzi ci aiutavamo, c'era l'aiuto. Con gli castagni, tu mai i porchi, tutto il mondo ha aiutato un bel porco. Tutto il mondo si aiutava, una mano lavava l'altra. Non si trova più su aiuto. Non c'è più che la moneta che conta. La moneta ha fatto morto da fare. No, la gioventù non vi stanno più assenti. Allora, darà un consiglio, ma che da sia? Vi rispondere, Vi rispondono. Non stanno più assenti, manca a tavola. Allora, vi mettete davanti al tavolino, siamo 5 o 6, chi piglia il portabile, un messaggio, piglia e scappa, guardate il portabile, non ci ritroviamo soli, non c'è più discorso a tavola con i parenti. No, ce n'è più. Perché la gioventù non è più la stessa. Che i giovani stiano a sentire i consigli degli anziani. E prego i parenti che danno sempre la strada dritta, perché la strada dritta è una fortuna.